Il sindaco di Agrigento, dottor Miccichei, in un suo videomessaggio interviene sui nuovi casi Covid che si sono verificati in città ultimamente e sono 3, di cui uno guarito, e in totale 51 casi verificatosi fino ad ora. Il sindaco inoltre ringrazia i cittadini per come si sono comportati durante il mercatino del venerdì nella massima sicurezza rispettando le norme relative. Miccichei interviene ancora sull'ordinanza relativamente al divieto di assembramento di domenica a San Leone. Mi sono appena pervenuti i dati da parte dell'ASP di Agrigento. Oggi abbiamo avuto 3 nuovi casi di positività, un caso di guarigione, quindi in totale abbiamo 51 casi positivi. C'è un lieve aumento, però devo dire che Agrigento tiene bene rispetto al resto della provincia, dove l'aumento è quasi esponenziale. Per quanto riguarda la somministrazione dei tamponi, verrà effettuata la somministrazione presso il plesso Foderà a studenti, docenti e personale ATA. Per quanto riguarda invece il mercatino del Verdi, colgo l'occasione per fare i complimenti a tutta la cittadinanza di Agrigento perché ha dimostrato un alto senso di responsabilità. Oggi infatti non ci sono stati assembramenti, tutta l'utenza era con le mascherine, il personale di controllo e di prevenzione sia della polizia locale, della protezione civile, della Croce Rossa, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato un ottimo controllo anche con misurazione della temperatura con termoscanner. Quindi ripeto, grazie a tutta la cittadinanza di Agrigento perché ha dimostrato un alto senso di responsabilità. Per quanto riguarda l'ordinanza della domenica col divieto di assembramento del lungomare di San Leone, voglio ribadire che non si tratta di una chiusura del lungomare, come ancora continua a divulgare questa notizia sui social, e non capisco perché l'ordinanza è chiara. Sul lungomare di San Leone si può fare di tutto, si può passeggiare, si può fare sport, non si può fare assembramento, ma non sono io che lo dico, lo dice il governo nazionale. E io soltanto ho ribadito questa norma per ricordare a tutti gli agrigentini che bisogna rispettarla. E anche perché a San Leone, lungomare, Piazzale Giglia e all'inizio del lungomare, Piazzetta Caratozzola, ci sono dei momenti dove gli assembramenti sono frequenti, specie all'inizio del lungomare, dove sul marciapiede stazionano ogni domenica degli ambulanti abusivi, venditori di merce contraffatta, e che finalmente forse ne possiamo debellare o meglio controllare la presenza.